Archeocucina, scopriamo cos'è insieme a Raffaella Cosentino. Vediamo. Il trionfo di un'auriga della nostra polis di Acragas e Seneto, che appunto vinse una corsa di cavalli ad Atene, quindi questo è il ritorno in patria. Da notare i cavalli bianchi, che sono un'altra razza che era presente in Sicilia, molto forte e molto resistente, che purtroppo è andata estinta. Non si è estinta invece la gallina cornuta di Caltanissetta. Deve il suo nome alla cresta a forma di corna. Alla simpatica pennuta si legano tante leggende che coinvolgono arcangeli e pastori. Questa razza è stata sin dai tempi della preistoria utilizzata qui in Sicilia. Ci sono varie rappresentazioni in vari vasi del periodo precedente greci, dei sicani, dove è rappresentata proprio la cornuta di Caltanissetta. Noi infatti ci siamo incontrati appunto per la gallina siciliana, di cui abbiamo utilizzato sia le carni molto simili alla cacciagione, che veniva spessissimo utilizzata nelle tavole in antico, e anche e soprattutto a delle uova che sono, diciamo, gustosissime. Questo è un vaso che si trova nel museo di Gela, dove è raffigurata la siciliana. Nella foto non si vede bene, nel quadro, nel vaso, al museo si vede benissimo che ha la cresta a corona. Si chiama archeocucina, è una forma di archeologia viva che tratta il rapporto tra l'uomo e il cibo attraverso un racconto che tocca gli usi e la cultura dei popoli antichi. Quello che abbiamo diciamo, selezionato ovviamente è anche in parte frutto della nostra interpretazione, anche di una scelta. Già nel IV secolo a.C. c'era un poeta siciliano che dedicava poemi al buon cibo. Esatto, il suo nome è anch'esso di Gela e ha scritto un poemetto dal titolo I piaceri della mensa. Racconta quali sono le materie prime, pane, pesci soprattutto e vino. Archestrato ci ha lasciato una sorta di guida Michelin dei piatti dei vini del Mediterraneo magno-greco. Archestrato esaltava il vino biblino. Biblino, ricordiamo che è la località di Byblos, antica provincia odierna Libano. Lui esaltava questo vino, ne parlava molto bene, ma parlava anche del vino di Lesbo. Ovviamente lui, essendo greco, cercava di privilegiare i vini greci anche per questioni commerciali. Quindi diciamo è una carrellata di quello che poteva essere il cibo della nostra polis di Acragas, e qui altre preparazioni che anche sfruttano la salsa tipica di garum, che noi proponiamo specialmente con le uova di gallina siciliana, una delle salse che si usavano in antico, ed è fatta sostanzialmente con del pesce messo a macerare, pesce azzurro, insieme a degli aromi. E poi per dessert la frutta secca, i datteri, che erano rinomatissimi in antichità, portati dai Fenici. C'è un dolce siciliano che si chiama amorbides. Purtroppo sappiamo solo che era un dolce del pastore. Ovviamente noi non usiamo zucchero come proprio facevano gli antichi, quindi miele, io ho usato della ricotta e l'ho, diciamo, composto con quelle che io chiamo le pere di Ippocrate.